Le faccio una domanda come ex assessore, un consuntivo anche sulla sua attività. Lei ha avuto un assessorato molto importante e ha fatto anche tante cose in un periodo appunto difficilissimo. Ma guardi, io ho gestito gli assessorati della disperazione di questa terra, la famiglia, il welfare, il lavoro. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro sul piano dell'immigrazione. Siamo la regione che ha insegnato all'Europa che una corretta gestione della immigrazione si può fare. Noi avevamo gli immigrati dispersi sul territorio, abbiamo fatto una grande lotta contro il caporalato e adesso l'Europa ci cita come esempio di buona gestione della immigrazione. E poi le famiglie, abbiamo cercato di essere vicini alle famiglie più fragili, con sostegni a partire dalla natalità. Voglio ricordare il bonus bambini, voglio ricordare il bonus patrimonio, voglio ricordare gli asili nido che ci vedevano ultima regione. Abbiamo quasi raddoppiato la presenza degli asili nido in Sicilia, oggi il PNRR torna ad investire in questo senso, e poi l'attenzione ai bambini più fragili, i parchi giochi inclusivi. Ho avuto l'onore di finanziare 185 parchi inclusivi, uno per comune, e tutti i comuni che lo hanno chiesto. C'è adesso un bravissimo assessore, una persona molto sensibile, un medico con cui abbiamo parlato fino a ieri, ci vedremo nei prossimi giorni per voglio trasferire anche il mio punto di vista, per affidare quella che è stata la mia valutazione delle priorità. Poi a lei sarà quella ovviamente di svolgere il resto del lavoro, ma anche una parola dobbiamo dire sul lavoro. Abbiamo tolto i precari in Sicilia, abbiamo fatto la legge per gli ASU, abbiamo stabilizzato i precari nei comuni, abbiamo risolto un precariato storico di Palermo che erano i PIP, e poi due grandi iniziative: Garanzia Giovani 2, che ha messo in campo oltre 200 milioni di euro per 100.000 giovani, e GOL, Garanzia Occupazione Lavoratori, che ci ha consentito come prima regione di presentare il piano Roma. Proprio in questi giorni partono tutte le misure con le agenzie del lavoro. Un grande lavoro? Non lo so, un lavoro molto impegnativo, fatto con grande rispetto nei confronti delle difficoltà della nostra terra e dei cittadini. Tra i tanti ricordo il progetto Supreme, particolarmente attivo in tantissimi centri della provincia, della regione. Certo, Supreme, più Supreme, abbiamo concluso gestendolo a livello nazionale. Io ho avuto l'onore di essere il coordinatore degli assessori alla immigrazione, abbiamo presentato i risultati finali all'Europa, lo abbiamo fatto a Bari il giorno dopo che era finita la mia esperienza. Con tutto ciò hanno voluto che aprissi questo convegno a livello nazionale. Il direttore generale di Bruxelles proprio in quell'occasione ha detto che grazie al lavoro fatto dal coordinamento della Sicilia, Supreme continuerà, verrà rifinanziato, arrivano nuove risorse dall'Europa, e quindi, come dire, il rispetto. Oggi c'erano sui quotidiani di oggi anche i ritorni economici di attività nei confronti anche degli immigrati che vengono regolarmente utilizzati per i risultati sul PIL e sul benessere sociale. Piccoli passi avanti in una regione che onestamente non ha ragione di essere considerata indietro rispetto alle altre.